No, signore, è mio cagnolino. Grazie, molto gentile. Oh, buonasera, signor Master. Ecco il suo biglietto per Bangkok. Guardi che l'aereo parte alle 3:40 di quest'anno. Ecco per lei. Grazie molte, signore. Spero di rivederla presto. Principessa, è vero che la montagna di luce vale $1 miliardo? Jin mai peka ti navarat mi katon pan lan dollar? สำหรับพวกอเมริกันก็คงจะใช่ Per gli americani credo di sì. È la prima volta che il Navarat viene mostrato in Europa? Penkran rek chai mai peka ti navarat daima prakochon na Europe. yes Signore? Prego. Grazie. Ma non ha paura che possano rubarlo? E che cosa pensa il suo popolo dell'idea di portare in giro per l'Europa un tesoro simile? Mai glua ja tu kamoi rupeka. Le prachachon kontam. Javayang raibang. Tinam. Son badlam kacheni. Titua dentan na Europe. ประชาชนของหม่อมฉันไม่ถามถึงเรื่องส่วนตัวหรอก Il mio popolo non fa domande indiscrete. Come donna, le fa piacere poter sfoggiare in pubblico un diamante così eccezionale? Momtam gokon. Jachob. Ti jawat kontuapai. Nai pednam lodcheni. แน่ละเพศหญิงในเมืองไทยก็ชอบที่จะแต่งตัวด้วยเครื่องประดับเหมือนกัน Naturalmente. Anche in Thailandia le donne hanno piacere di farsi ammirare. L'amore non ha mai torto, dice la principessa. Ora basta. Sì. Attenzione, prego. La principessa ringrazia tutti, ma ora è stanca e desidera ritirarsi. Prego. Mio Dio, un guasto. Che noioso contrattempo. Un'improvvisa mancanza di corrente, tornerà subito. อุ๊ยตายแม่ของฉัน Il diamante della L'hanno principessa. rubato. Oh, pardon, voi non fumate in servizio? All'albergo? Sì, signore.
certo che recupereremo il diamante, principe. Abbiamo già dato l'allarme a tutti i posti di frontiera. Avrei un piano, ispettore. Come sempre, Javet, come sempre. Abbia fiducia in noi. Ispettore Bonnard, credo che non sia il caso di creare troppo chiasso attorno a questo episodio. Anzi, le preciso che la principessa ed io non desideriamo che l'incidente, per quanto deplorevole, abbia alcun seguito. Infatti il diamante rubato era falso. Per nostra fortuna la montagna di luce è ancora al sicuro a Bangkok. Elementari misure di prudenza ci hanno consigliato di lasciarlo nel museo di Navarat. Nessuno ne è al corrente però e quindi dovremo anticipare il ritorno della principessa perché il diamante potrà essere nuovamente esposto a Bangkok solo quando il suo giro in Europa sarà stato definitivamente compiuto. Pronto? Sono io, Michel. Che succede? Avevi ragione, capo. Master taglia la corda, tra mezz'ora partirà per Bangkok. Allora non perderlo di vista. Vale $1 miliardo. Va bene, sta tranquillo, non lo mollerò fino alla partenza dell'aereo. Sei un idiota grande come una casa. Devi seguirlo fino a Bangkok. Ma come? Io, capo? A Bangkok! Prego, signore, niente da dichiarare. No. Bene, passi pure. Per favore, apra la valigia. Segua quella macchina. Buongiorno, signore. Mi dica. Sono Peter Graham, c'è una prenotazione. Ah, sì, certo. Appartamento 707. Taxi? Ragazzo, accompagna il signore al 707. Prego. La signorina Françoise di Sales, per favore. No, è appena uscita, signore. È arrivato il signor Master? Ora vediamo. Bond, Flint, Abel. Mi spiace, signore, ma non è fra i nostri clienti. Non... Grazie. Prego. Ciao, Piero. Bentornato. Beh, allora com'è andata? Tutto bene? Sì, ma credo d'avere già qualcuno alle costole. Cosa vuoi dire?
che qualcuno della polizia è già sulle tue tracce. No, hanno preferito non dare l'allarme per non dover spiegare che la principessa aveva un diamante falso. Ti cercheranno lo stesso. Ma non qui. Credono che io sia convinto di aver fatto un grosso colpo e mi cercheranno a Londra o ad Amburgo, dove è possibile piazzare la merce. Senza sospettare che il diamante falso l'hai preso solo per confondere le idee a tutti quanti. Sai chi potrebbe essere il mio angelo custode? Un uomo di O'Connor. In albergo ho visto Françoise. Françoise? Ma non era la tua amica? Certo, prima che passasse alla concorrenza. Adesso sta con O'Connor. Ma di un po', è arrivato Benson? Sì, ci aspetta all'ingresso del tempio di Pat Patong. Sai se ha avuto difficoltà nel mettere a punto le apparecchiature? Beh, te lo dirà lo stesso Benson. Ah, c'è anche Araya che ci aspetta al tempio. Te la tieni sempre a portata di mano, eh? Che vuoi, una donna può sempre essere utile. E poi io non sono come te che le ragazze le cambi come le camicie. Ah, per me è una questione professionale. Meno durano e meno sanno. Quello che non sanno è quanto poco durano, povere creature. Salve, Benson. Araya dov'è? Eccola. C'è qualche novità interessante, Ray. Che genere di novità? Ora te lo dirà lei. No, non qui. È meglio che andiamo al locale di Pierre. Ci sono troppi turisti. Salite in macchina, io vi raggiungerò subito. Su, andate. Non se l'aspettava, eh? No. Che idiota. Puoi anche andare piano, Pierre. Non credo che per adesso voglia ricapitarmi fra i piedi. Prego, accomodatevi. Ah, hai fatto fare un plastico di tutta la zona. Lo sai che è un colpo che stiamo preparando da 6 mesi. Non bisognava benissimo, trascurare alcun Pierre. dettaglio. C'è proprio tutto. Pronto, David? Sei tu? Ti avevo detto che avrei pensato io alla sua stanza. Hai trovato qualcosa? Sì, un microfilm, ma è meglio che andiamo da me. Vieni, su. Black and white, ne ho proprio bisogno. Serviti. Ma si può sapere cosa è successo? Non stavi pedinando Ray? È successo che mi sono fatto scoprire come un cretino. Il capo aveva ragione quando ha detto che Master sapeva di aver rubato il diamante falso. È chiaro che è venuto a Bangkok a cercare l'originale. Comunque vediamo che cosa c'è qui dentro.
Ma che diavolo è? Boh. Io non ci capisco niente. È un sommergibile? A me sembra piuttosto un'astronave. Vediamo la pianta del museo. Chissà che non ci dia qualche idea. Sì, eccola qui. Mettila qui sopra. Bisogna muoversi prima che sia troppo tardi. Sono sicura che Rai è venuto qui con un piano ben preciso. Non riesco a immaginarmelo. Mi meraviglierei se ci riuscissi. Comunque è certo che non può entrare nella sala del tesoro con i sistemi tradizionali a causa dei congegni di allarme, ma anche se ce la facesse non potrebbe rubare il Navarat, perché esso è costantemente controllato dalle guardie con un circuito televisivo. Potrebbe però manomettere l'impianto televisivo provocando un guasto. Ah, neanche per idea. Qualsiasi interruzione fa scattare subito i segnali d'allarme. E avrà previsto qualcosa che neutralizza anche con sicurezza le pareti mobili della sala. Ma che cosa? È più che naturale che la sorveglianza sia aumentata, ma non credo che sia assolutamente il caso di preoccuparsi, ragazzi. E per i turni di guardia che sono stati cambiati nella sala video, come dobbiamo fare? Araya non conosce il nuovo orario. Sappiamo comunque che i cambi avvengono ogni 90 minuti. Domani riprenderemo i tempi. Intanto per oggi può bastare. Hai lavorato bene, Araya. Ciao, andiamo. Bella sorpresa. Come mai non mi dici che è bello ritrovarsi, Rai? Mi piace vederti mentire. È vero? Ma se non mi porti più fuori la sera? Non è molto geloso il tuo Connor se ti manda in giro da sola. Come hai saputo che ero a Bangkok? Ho visto la tua foto sul giornale, tra gli invitati alla conferenza stampa a Londra. Ma invece di farmi il terzo grado, perché non mi fai ballare? Volentieri. Sai, ho un grazioso filmetto che potrebbe interessarti, tesoro. Credo che tu lo conosca molto bene, ma sono sicurissima che quelli della polizia ne gradirebbero enormemente la proiezione. Lo rivediamo assieme. In proiezione privata. E allora che cosa facciamo qui? Io non so resistere ai ricatti. Che ne dici? Dobbiamo seguirli? Oh no, non mi sembra che sia il caso di preoccuparsi. Donne e diamanti restano sempre la sua specialità. Françoise lo conosce bene, non le conviene tenersi. Piuttosto evitiamo di restare qui dentro. Stiamo diventando in troppi. La cosa migliore è di andare in casa di Araya. Lì saremo tranquilli. Di solito non lascio l'iniziativa alle donne, ma con te è diverso. Comunque non ti rovinerò la reputazione, non lo dirò a nessuno. Ti ringrazio. E inoltre non potevo trovare una guida più efficiente e deliziosa. Vedo che conosci perfettamente la città. No, non puoi immaginarti quanto sia lieta di poterti essere utile. Passeremo una serata incantevole, cara. Ne sono certo. Non pensavo che avessi preso casa a Bangkok. Hai deciso di stabilirti qui? No. È la casa di un'amica. Ho deciso però di commerciare in diamanti. Tu per caso hai mai sentito parlare del Navarat? Dico, non avrai $1 miliardo da spendere. No. Ma conosco un uomo che vorrebbe guadagnarli. Ah, bene, allora sposalo. Il fatto è che ho paura che non ci riesca. A sposarti? No, a guadagnare $1 miliardo. E allora fallo per amore. Dicono che può durare per sempre, come un diamante.
detto che avevamo un ospite? Ospite di qualcun altro, forse. L'appartamento della mia amica è di sopra. Rai, aspetta, mi vengo subito, ci metto un minuto, te lo giuro! Non ho tempo, sono già in ritardo. È questione di un attimo, ti prego! No. Ma come? Ecco le chiavi. E non dimenticare la tua guardia del corpo. Aspetta. E non cercare nemmeno quel filmetto, l'ho preso io, naturalmente. Ciao. In questa sala potete ammirare alcuni esemplari di vasi che risalgono a ben 2000 anni fa. Anche questo così ben Anche conservato? quello, naturalmente, a 2000 anni fa. Si tratta di opere d'arte appartenenti all'epoca della dinastia Vaitai, che regnò nel nostro paese appunto 20 secoli addietro. È caratteristica comune delle opere di quel periodo il fatto di unire l'alta qualità dei materiali usati alla preziosità della fattura, di modo che quasi tutte le opere possono essere classificate come preziosi capolavori che non trovano riscontro in altre epoche, sia pure ricche di esemplari insigni. Prego, signori. Signore e signori, nella sala qui accanto viene custodito il Navarat, il famoso diamante detto la montagna di luce. Naturalmente tutti ne avrete sentito parlare. Attualmente però esso non si trova qui nel museo. La principessa Ratana l'ha portato con sé in Europa perché tutti possano avere la possibilità di ammirarlo. Quando Sua Grazia tornerà a Bangkok, il diamante verrà nuovamente esposto al pubblico. Hanno mai tentato di rubarlo? Impossibile. Dietro questa porta blindata, il Navarat è difeso da un sistema di sicurezza appositamente studiato che permette di mantenerlo sotto un continuo controllo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dal segnale della fotocellula alla porta della sala video passano 21 secondi. 20 secondi dopo avviene il cambio delle guardie davanti al monitor. Come sapete, la montagna di luce è tenuta sotto controllo con 3 telecamere puntate costantemente sul diamante. In tal modo chiunque riuscì nella sala sarebbe irrimediabilmente scoperto. Tu, Pierre, mi segnalerai il passaggio esterno delle guardie, mentre io con il detector controllerò quando giungeranno davanti alla fotocellula applicata da Benson al museo. Dovranno quindi passare complessivamente 41 secondi prima che io possa sostituire il circuito televisivo della sala video. Osservate adesso la doppia parete che protegge la sala del tesoro. Sapete di che si tratta? Una pressione anche impercettibile fa scattare i segnali d'allarme. E inoltre questo vale anche per il soffitto e il pavimento dove il gioco si ripete. Vedo che si sono perfezionati. Al Museo di Istanbul sono rimasti al solo pavimento mobile. Già, non ci si può nemmeno permettere di camminare sui muri o di fare un buco sul soffitto. Hanno pensato a tutto, tranne che... Al nostro piano. Bisognerebbe però essere sicuri che la macchina di Benson funzionerà sul serio. Vuoi dire l'aspirapolvere? Beh, chiamalo pure come ti pare, purché riesca a farcela. Che ne dici, Benson? Non preoccupatevi, il mio aspirapolvere non ha niente da invidiare a quelli di Capo Kennedy. Piuttosto, sei certo che la tua Françoise crederà alla storia di Araya? Ci crederà Michel e per me sarà sufficiente. Venite. È tè cinese, è benissimo. d'obbligo. Buongiorno a tutti. Non è l'ospitalità che manca nella tua casa. E nemmeno le notizie. Guarda, improvviso ritorno della principessa Ratana. Dobbiamo cambiare programma. Ah già. Prego. Adesso
dovremo assolutamente anticipare il colpo a stasera. E quindi è logico che bisogna anche anticipare la parte che è stata affidata a te, Araya. Io mi occuperò di Françoise. Tu dovrai togliermi d'intorno la sua guardia del corpo. Hai capito bene quello che devi fare? Sì, perfettamente. Ogni uomo ha il suo prezzo. Spero che cadrà nella rete. Auguri. Siamo d'accordo, Pierre? Certo, sta tranquillo. Aspetto tue notizie via radio. L'impressione che siamo sulla strada giusta, François. All'Oriental Hotel, per favore. Ah, bravo. Metti pure qui, Grazie. Bene. Mi è dispiaciuto molto di questa mattina, ma cosa vuoi? Purtroppo anch'io ho qualche affare da queste parti. Allora forse finiremo per diventare soci. Stai leggendo il Kama Sutra? Ah, no. Per questo mi basterebbe qualche lezione da te, sempre che tu abbia un po' di tempo la sera. Perché non facciamo un bagno invece? Ho deciso di passare con te le mie vacanze. È una buona idea. Ti raggiungerò subito. Sto aspettando una telefonata. Io intanto vado in piscina. E non sparire anche questa volta, Tanto non hai scampo, riesco a trovarti sempre. È arrivata, Pierre. Adesso non perdere di vista Araya. Se il piano non dovesse funzionare, sai come regolarti. Non perdere neanche un secondo, però. Passo. Non preoccuparti assolutamente. Vedrai che in ogni modo questa sera nessuno riuscirà a rimanerti alle costole. Passo e chiudo. Guarda che se cerchi di giocarmi ti costerà la pelle. Ricordati che non sono il tipo che si fa infinocchiare dalle donne. Io. Certo, mio signore, ma dovrai prima pagarmi i $5 se vuoi che ti racconti tutto. D'accordo. $5.000 uno sull'altro. Ma dovrai spiattellarmi tutto, non mi basta sapere che il colpo è per domani sera. Devo fare una telefonata e poi mi accompagnerai dai tuoi amici sul fiume. Pronto? Vorrei la signorina Françoise Dissart. Sai, trovo che stavi molto meglio in giallo. In giallo? Prego. Pronto? Sì? Il colpo è per domani sera. Mi sembra interessante. Quanto hai detto che è? Una spesa ragionevole. Bene, fammi sapere com'è andata appena possibile. Sì, credo che resterò in albergo. Sono un po' stanca oggi. Molto bene, richiamami. Ciao. Sei stata magnifica. Chiunque fosse, hai fatto bene a liberartene.
Tu dici? Ho già pensato al programma di stasera. Ti porterò in un posto incantevole, un vero sogno. Temo che dovrò lasciarti solo. Sono troppo stanca oggi. Ti spiace se rimandiamo a domani sera il nostro programma? Domani potrei cambiare idea o dimenticarmene, magari. Non aver paura, tesoro. Domani non ti lascerò un momento. Piero, prepara gli attrezzi. Fa presto, Benson. Allora, tutto a posto, David? Sì, certo. Adesso tocca a te, Benson. Stai tranquillo. Forza. David, attento che la camera sia ben centrata sulla colonnina. Certo. Centrale bene. È a fuoco. Perfetto. Ok. Vieni. Pensi che nella sala video le guardie non si accorgeranno del cambio del programma? Quello che gli offriremo sarà identico. Tocca a te. Andiamo, presto.
Pronto, Pierre? Tutto a posto. Come d'accordo, dammi un conteggio indicativo del passaggio delle guardie e smetti quando entrano nel cortile del museo. Da allora ci penserò io. Chiaro? Pronto, pronto. Rai, attento. Eccoli, puntuali. Calma, attraversano il cortile. Preparati al conteggio. Arrivano nel corridoio. Fra 10 secondi li avrai sul detector. Sono loro. Oh, finalmente. 18, 17, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Salve. Ehi, forza, che non vediamo l'ora di andarcene. 6. Siamo puntuali al secondo. Sì, lo so, ma qui dentro anche un secondo e una barba. Puoi dirlo. 1. Sì? Tutto regolare? Come sempre. Allora, buon divertimento. Grazie. Ciao. Arrivederci. Salve. Pierre, tutto è andato liscio fino adesso. Continuiamo come previsto. Tu resti all'esterno a controllare i movimenti delle guardie e io rientro, d'accordo? Vado via
Benson, venite. David, i tubi! Su, avanti, spostiamo la perforatrice. Bisogna far presto. E adesso bisogna applicare le viti estensibili alla doppia parete. Forza! Credi che bastino? Sì, non preoccuparti. E ora quello. A chiusura. Passare i tubi. Va bene, subito. Presto, David. Vigliacca, me la pagherai. Non dovevo fidarmi di te, ma non sperare di farla franca. Stai zitto!
Allora, David ha finito? Sì, ha finito. E tu a che punto sei con l'aspirapolvere? Tra pochi minuti avrò creato un campo antigravitazionale nella sala del tesoro. I loro sistemi di sicurezza avevano previsto tutto, ma non la possibilità di utilizzare le conquiste della tecnica spaziale. Sei già pronto con la camera di decompressione? Sì, adesso tocca a te. Fissami le bombole. Un po' più stretto. Così va bene. La pistola direzionale. Aiuto! Aiuto! Salvatemi! Ma non c'è nessuno qui? Polizia! Ciao, Matari. Sempre in forma quando si tratta di lavorare, eh?
Non ti riconosco proprio più, Ray. Da quando in qua ricevi le vecchie amiche con la pistola in pugno? Per la verità, se sono vecchie non le ricevo neppure. Tagli la corda, Ray? No, me ne vado, semplicemente. Troppo caldo. E troppa luce. Una montagna di luce. Non è vero, Ray? Beh, in fondo è lo stesso. Non sembra anche a te? Cercavi, cara? Non te lo posso dire. Hai ingannato anche Michelle, eh? Era per questa sera il colpo. Ormai è inutile che tu faccia il riservato. Ce l'hai fatta, no? Può darsi, ma hai preferito lasciarmi solo, eri stanca. Ma adesso non lo sono più. Stai attenta, io non regalo gioielli alle signore, ma solamente fiori. Sono rimasto un sentimentale. Mani in alto. Sono molto lieto di rivederti, amico. Mi sei mancato. Di qualche centimetro. Per il lavoro che fai mi sembri poco allenato. Vai, in quell'angolo. Fermo lì. Bel lavoro, cara, complimenti. Ti stai sbagliando! Fermo! Legala. Avanti. Fai quello che ti ho detto. Scusa, Françoise. Ti libererai facilmente. Sbrigati. Sto perdendo la pazienza. Tappale la bocca con questo. Va bene così. E ora vieni a fare 2 passi in terrazza. E non pensare di giocarmi. Su, muoviti. Fermo lì. Voltati. Avvicinati. Leva tutto quello che hai nelle tasche e dammi la giacca. Per fortuna abbiamo la stessa taglia. Non credo di avere niente. Ah, sì. È un biglietto per Londra, ma che ti serve? L'aereo parte fra un quarto d'ora. Gettalo. Neanche a te servirà nel posto dove ti spedisco io. Ah, ma hai proprio deciso di farmi fuori. Avanti, non perdere tempo. Togliti la giacca. Su. Dammi l'orologio. Ma se sono uguali, o il tuo non cammina più? Il mio ha una caratteristica che ne fa quasi un biglietto da visita. Sulle mani. Non ti spremere le meningi se non capisci, amico. Ti è mai capitato di giocare alle spie? Succede sempre che una viene scoperta e deve essere eliminata. E stavolta sarebbe toccato a me. Ma per fortuna ci assomigliamo e quando troveranno il tuo cadavere saranno soddisfatti. Un giochetto facile, facile. Prendi i miei occhiali e salta, svelto! Hai sentito quello che ti ho detto? Salta! Fermo! No! No!
Ora mi devi portare con te, Ray. Sì, naturalmente. Ma dico sul serio, tesoro, non hai capito che ormai sono dalla tua parte? Comunque, per partire bisogna fare le valigie. Su, non scherzare, non puoi lasciarmi qua. Non ho nessuna intenzione di fare una cosa simile, sarei un ingrato. Senti, fammi un favore, prendimi il rasoio elettrico che sta a destra sulla mensola del lavabo. Sì. Grazie. Ma che fai? Sei diventato pazzo? Aprimi, Ray. Aprimi, per favore. Signorina, il 2644. Avanti, non fare lo scemo. Pronto, Pierre? Mi hanno fatto perdere l'aereo. No, vengo io da te. Dì a Benson che adesso scatta il piano d'emergenza. Non corriamo rischi. E tu intanto prendimi un passaggio sul primo aereo che parte per Londra. Capito? Bene. Niente da temere, ormai sono dalla parte tua. Aiuto! Ray, aprimi, non lasciarmi qui, voglio uscire. Aiuto! Morto qui, dalla terrazza. Ma non si sarà suicidato. Ma chi l'ha visto? Lo conosce lei? È un cliente dell'albergo. Una vecchia conoscenza. 4 polizie europee lo cercavano. Ecco le servite. Al Sunday Market. Inseguiamolo, non lasciamolo un momento. Sono in allarme mentre sono stati intensificati i controlli agli aeroporti e in tutti i posti di frontiera per la scomparsa del Navarat, il diamante trafugato dal Museo Nazionale dopo che la principessa Ratana, rientrata a Bangkok, lo aveva ricollocato nella sala del Louvre. Come mai hai perso l'aereo? Cos'è successo? Sono capitato in una dannata storia di spie. Stai tranquilla, ti terrò informata, Raya. Ecco qua. Molto bene. Tu sai come funziona, vero? Certo. Allora, tu vai per conto tuo e io con lui, eh? Bene. Pierre, adesso è tutto in mano tua. Attento a non sbagliare. Sì. Ciao. Ciao. Ecco il tuo biglietto per Londra. Credi che questa lastra sia magnetizzata abbastanza? Non preoccuparti, te la garantisco al 100%.
Prego, signore, da questa parte. E noi? Le signore da quella parte. Grazie molto. Ehi, prego. Max, passami O'Connors. È Françoise, capo. Sì. Master ha tagliato la corda. Ah. Bene. Me lo immaginavo. Va bene, cercherò di bloccarlo a Roma. Sai con che volo è partito? Sì, certo. A Z227. A Z? 227. Va bene. Sì, d'accordo, ci penso io. Sì, tu rientra a Roma. Ti aspetterò alla Villa dell'Eur. Come vuoi. No, non pranzo, grazie. Vorrei qualcosa da bere invece, whisky. Va bene, subito, signore. Ah, e una stecca di Marlboro, per favore. Bene. Ecco, signore. Grazie. Quant'è? $2. Ecco, grazie. Le porto subito il whisky. Bene.
I passeggeri provenienti da Bangkok, Karachi e diretti a Londra sono pregati di accomodarsi nella sala transito. All passengers coming from Bangkok, Karachi and going to London are called please at the transit hall. Quello è di oggi. Dai un'occhiata all'edizione di ieri. Che cosa ne dici? Piuttosto interessante, vero? Temo che il tuo viaggio sia arrivato alla fine. Sei invecchiato, Connor, cominci a diventare pessimista. Che tratti adesso? Sequestri di persone o pensioni equivoche per turisti? Non credere di riuscire a provocarmi. Ormai hai perduto. Dovevi essere più ragionevole con Françoise. Hai con te il diamante? L'ho messo al sicuro. Allora ti propongo un affare. Il 50% è la libertà se diventiamo soci. Altrimenti torno pure a casa, ma troverai Scotland Yard ad aspettarti a Londra. E non è da escludere che l'Interpol ti blocchi qui. Purtroppo mi sembra di non avere alternative. Così mi piaci, Master. Decisa e ragionevole. Qui c'è troppa gente. È meglio che ci muoviamo. Notizie di Françoise? Arriva fra poco. Fuori il diamante. Che ti sta succedendo, Connor? Perché tanta fretta? Non siamo ancora soci. Converrai che mi sono limitato ad accettare un passaggio in macchina. Almeno per il momento. Temo che dovrei accettare di peggio. O cosa dobbiamo farne di questi? Ormai non ci servono più. Il gioco è finito. Era un'edizione speciale soltanto per pochi intimi. Ti credevo più furbo, Master. La valigetta, perquisiscilo. Sulle mani, bello. Mi sa che questo ci ha incastrati un'altra volta. Ti garantisco che non ci vuole molto per incastrare un tipo come te, Max. Ti conviene parlare, Master. Lo sai che detesto le scene di violenza, Max? O preferisci che ti affidi a lui, eh? Lascia perdere, O'Connor, non ti servirà a niente, non avrai mai il diamante. Ne sei sicuro? Allora, neanche tu lo rivedrai più. Chiudi. Questi raggi ti aiuteranno a ricordare. È inutile cercare di chiudere gli occhi. Finirai in un ospizio per ciechi. Su, portatelo via. Vedrete che più tardi la memoria gli ritornerà. Ben arrivata, signora. Salve. Non potevo agire diversamente, Kit. Se Michel non si fosse fatto mettere nel sacco, la cosa sarebbe stata tutta diversa. Non parlarmi di quell'idiota. Si è fatto anche derubare di $5.000. Mi hai deluso, Françoise. Ma dovessi spezzargli la spina dorsale, Master mi darà il diamante.
Non credo che Rai te lo consegnerà, dopo quello che gli è costato. E comunque non è il tipo che molla facilmente. In ogni modo, sei proprio sicuro che non lo abbia lasciato a Bangkok? Sì. Chi è? Sì, certo, sono io. No, non è cambiato niente nel programma. Ma voglio un lavoro pulito questa volta. Dicevi? Dicevo che può averlo lasciato a Bangkok. È quello che voglio stabilire. Altrimenti puoi dare un addio al tuo Rai. Con o senza diamante. Andiamo. Allora, ti è tornata la memoria? Se non mi dai il diamante, Max ti farà fuori. Aspetta un momento, Connor. I diamanti non sono il tuo genere, ti faresti pizzicare subito, ma io ti faccio una proposta molto ragionevole. Ti lascio il 10% per le tue spese sul ricavato lordo dell'intero affare. E tu la pianti di starmi a seccare? Pensaci, O'Connor, non è una proposta da buttar via. Il 10%? E contro che cosa? Stai dando i numeri, Master. Hai voglia di scherzare? Ti do la mia parola. Dammi il diamante e ti rimando a Londra. Deciditi, amico. Si vive solo una volta. E prenditelo. È nella mia stecca di sigarette. Ma dovessi nasconderlo anche a Fort Knox, ti garantisco che andrò a riprendermelo. Se sarai ancora vivo, spaccone. Idiota, speravi di fare il colpo da sola, vero? Ma sei impazzito! Non dovevi ingannarmi. Più tardi me la pagherete tutte e due. Adesso devo mettere al sicuro questo. Non vorrei che Master si fosse tirato dietro la polizia o la sua banda. Hai intenzione di portare il diamante a Londra? No, sarebbe da ingenuo. Conosci forse un posto più sicuro della camera blindata dell'Hilton? E quanto al Master te lo regalo. È tuo. Vabbè, ci penserò io. Allora, Max, sbriga subito questa faccenda, vai. Vieni con me tu.
Rai! Dov'è O'Connor? Ha trovato il diamante nel pacchetto delle sigarette e crede che io l'abbia ingannato. Ma adesso dov'è? È andato a nascondere il diamante. E dove? Nella cassaforte dell'Hilton, dove nessuno andrà mai a cercarlo. Ti ha picchiata? Sì, ma questa sarà l'ultima volta. Non mi lasciare, Rai. Devo legarti, non posso metterti nei pasticci. Ma dove vai? All'albergo di O'Connor, naturalmente. Sei matto, non riuscirai mai a portar via il diamante di lì. Siediti. Ricominciamo. Sta tranquilla, in ogni modo questa volta sarà diverso che a Bangkok. Saprai dove trovarmi. All'Hilton? Nel mio appartamento. Master è fuggito! Aprite! Aprite! No, finalmente! Andiamo! Ci siamo fatti giocare come degli imbecilli. Dove sarà François? Beh, sarà nella sua stanza. Su, avanti, andate a cercarla. Voglio quell'americano. Vivo però! E voi che cosa fate? Vi siete fatti pestare come dei pivelli. Svegliatevi! Non vorrete che chiami l'ambulanza? L'aveva legata alla poltrona in camera da letto. Dov'è andato? Si è dimenticato di lasciarmi l'indirizzo. O'Connor, l'avete avvertito? Chiamami il capo in albergo. E voi avanti, alzatevi! Ho prenotato una stanza, Sì, Master, signore. Rai Bene. Master. Da 918. Abbiamo fissato... 918? Da Bene. signore. Vorrei depositare... Deve rivolgersi in segreteria. Dove sarebbe, da quella parte? Da quella parte, sì. Grazie, è molto gentile, andiamo. Scusi, è possibile depositare il mio baule al sicuro qui in albergo? Ma certo, si accomodi. Venga. Ecco, parli col direttore. Molto lieto, si accomodi, prego. In che cosa posso esserle utile, signore? Ecco, ho qui dei congegni elettronici industriali che domani devo consegnare a un cliente e sarei molto più tranquillo se il baule questa notte venisse affidato alla vostra custodia. È possibile questo? Ma naturalmente. Il suo nome? Rai Master. Ecco fatto. Grazie. Faccia aprire, signor Paolo. Apra, Silvestri. È la Mercier 64, la più sicura. Può dormire fra i due proverbiali guanciali. Ah, se lo dice lei. Sorveglianza a parte, è una camera blindata con un congegno ultramoderno. Ne saranno contente le signore per i loro gioielli. Oggi i gioielli che circolano sono imitazioni, per lo più. Quelli veri le signore li lasciano a casa. Già, è proprio così. Allora, signor Master, apparecchi elettronici, Sì, vero? esattamente. Voglio sperare che tu non abbia già pronta un'altra corda, oppure mi sbaglio. No, stai tranquilla. Questa volta ti garantisco piena libertà di movimenti. Mi offri qualcosa? Certo.
Non credevo che venissi. Sei convinto ora? Credi che ce la farai? Credo di avercela già fatta. Anzi, è meglio che tu parta immediatamente. I festeggiamenti li faremo a Londra. Ma verrai? Prepara il guardaroba per le Bahamas. Questa volta ti ci porterò davvero. Mi raccomando, faccia piano, è materiale delicato. Per lei. Grazie, signore. Buon viaggio. Prima di andare all'aeroporto, si fermi al circo equestre. Un cinzano, per favore. Subito. Come vedi, sono qua. Un cinzano anch'io, per favore. Sì, signore. Allora, com'è andata? Alla perfezione. L'hai preso? Ah, certo, è... Ma come l'ombrello? Accidenti, è sparito. Non ha mica visto un ombrello? No, io ho qui il mio. Eccolo. Scusi. Ma che succede? Il diamante l'avevo messo nel manico dell'ombrello. Ma piove. Lo vedo. È un po' difficile ritrovarlo. $1 miliardo.